Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Tragedia a San Giuseppe Jato in provincia di Palermo, dove un uomo di 87 anni, Salvatore Chirchio, è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un ventenne. L'automobilista, scappato senza dare aiuto, è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Incidente sulla Catania-Messina all'altezza dello svincolo di Giarre in direzione della città etnea. Coinvolte due auto, una delle quali è finita al centro della carreggiata. Non è chiara ancora la dinamica del sinistro, né tantomeno le cause. Identificati due tifosi ultras catanesi responsabili di aver acceso fumogeni durante la partita d'esordio tra Catania e Crotone dell'1 settembre. Altri 4 sono finiti nei guai perché hanno distrutto i seggiolini allo stadio Angelo Massimino. Si sfiora la tragedia in una casa di via Buon Riposo a Palermo. Un cinquantenne si sarebbe addormentato dimenticando un pentolino sul fornello acceso, scatenando un principio di incendio. A segnalare l'accaduto i vicini che hanno visto il fumo uscire dalle finestre. Prosegue il bel tempo in Sicilia. Per domani, mercoledì 13 settembre, si prevede una giornata soleggiata. Non si presenteranno particolari annuvolamenti né precipitazioni. La Protezione Civile regionale però ha emanato uno stato di preallerta per il rischio incendi su tutta la regione. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle 13:30.